avremo conclusa per il 2020 l'infrastruttura che si chiama Pedemontana Veneta, tranne qualche tratto di Malo a Vicenza e l'innesto sulla 4 e la 27, ma la percorrenza ci verrà garantita e voi immaginate Castelfranco con una rapidità per andare a Bassano di 10 minuti, un quarto d'ora, di andare a Treviso 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Tempi di percorrenza sensibilmente ridotti e collegamenti veloci. La Pedemontana Veneta cambierà il rapporto tra i comuni del territorio che attraversa. È un'infrastruttura che collega 36 comuni e ha 14 caselli, per cui a prescindere dal collegamento che è necessario a 27 e a 4, ma nel frattempo diventa una grande tangenziale di tutti questi centri abitati che oggi conoscono solo la Postumia. Si corre per portare a termine i lavori bloccati anche dal Covid, resta il nodo della galleria di Malo, ma l'importante è aprire. Le opere importanti non le vedono, che sono i viadotti, che sono gli attraversamenti di fiumi, che sono le grandi infrastrutture. Oggi a noi manca il tema di completare i rilevati e asfaltare, ma che sono le opere che insomma in pochi mesi si fanno. Questo è il nostro cronoprogramma. Poi il Covid non ci ha dato una mano, ma insomma gli sfasamenti saranno di qualche mese, male che vada, di certo non di anni.